calcio d'inizio al Pala Tarquini di Ciampino per questa sfida che vedrà opposti l'Anni Nuovi contro il Villa Aurelia. Fermarsi poi cerca sul lato opposto, compagno di squadra, attenzione il tentativo di Graziani, la difesa, allora Graziani è venuto solo davanti al portiere, l'ottimo intervento di Sebastiani. Va Canadà in Mordino, in profondità, in Mordino cerca di saltare, poi tenta prima col destro e poi col sinistro, rispinta ancora il portiere, Covelluzzi gioca dietro per Canadà. Manovra in fase offensiva con Canadà che tenta col destro ancora il portiere, poi il tentativo sulla spinta di Covelluzzi. Davide cerca il tentativo e il gol di De Camillis, il destro di De Camillis sulla rimessa di Davide, l'Anni Nuovi passa in vantaggio. But you treat me like that. Can't handle the beat, can't handle the fat. You want me on top so you can make me what you hate. Gonna foul, gonna faint, gonna e la sfera resta in possesso della Nino Ciampini con Sebastiani che lancia lungo per Covelluzzi, il tentativo di testa, il gol! La rete di Covelluzzi di testa direttamente su il rilancio lungo del portiere. La offensiva, c'è il gol da parte di Rapino che accorcia nuovamente le distanze, quindi Anni Nuovi 2, Villa Aurelia 1. Si allarga sulla destra, poi serve dietro per Sevi che controlla col destro, il tentativo deviato. Intervento di Rapino che disturba, ora palla per Coleghini, il tentativo, la deviazione in calcio d'angolo da parte di Di Bartolomeo. Coleghini da fatto veloce, il tentativo ancora di Bartolomeo con i piedi, pressione da parte del Villa Aurelia, poi la palla finita del Covelluzzi, il tentativo, il gol di Covelluzzi, la doppietta da parte del giovane giocatore dell'Under 21, no, dell'Anni Nuovi, e Anni Nuovi quindi che si porta ora sul 3-1.
aumenta la pressione, recupera la Servi per un attimo il pallone, ma ancora Niovi di nuovo con Cannatà per Covelluzzi, il tiro e gol, ancora Covelluzzi, terzo gol di Covelluzzi, tripletta per il giovane giocatore dell'Under 21 e la Niovi ora porta a 4 le proprie marcature. Palla di nuovo per l'Agnone Ciampino con per dare in due tempi il tentativo di destro da parte del numero 4 dell'Aninuovi. Gioco che è ripreso e poi in questo momento arriva il fischio finale, quindi finisce al Palarchini. Aninuovi 4, Villa Aurelia 1, 3 punti importanti per la squadra di casa. È stata una bella prova d'orgoglio, diciamo. Ecco, dopo la batosta di martedì mi aspettavo una bella reazione e c'è stata, anche se eravamo in formazione un po' rimaneggiata perché mancavano diverse persone, qualcuno in panchina addirittura non è nemmeno entrato perché non stava bene. Insomma, una bella reazione, una bella vittoria, speriamo di... È la prima dopo quella disfatta, speriamo che di non fermarci qui. Ecco, adesso abbiamo un impegno difficile fuori casa e poi speriamo di arrivare, si benedetti playoff, che ormai è l'unico obiettivo che ci è rimasto. Ecco, dopo aver perso quello abbastanza importante come la Coppa, ci buttiamo anima e corpo nel campionato. È successo che loro hanno un pochino più di qualità di noi, soprattutto sotto porta, che anche loro avevano tante assenze tra squalificati e infortunati, un po' di cattiveria che spero che acquisiremo col tempo. Il nostro è quello che è una sorta di progetto a 2-3 anni, speriamo di mantenere la categoria quest'anno perché il più grande è del 90, quindi insomma ha 25 anni, sono tutti a zero, quindi senza rimborso, quindi è ovvio usufruiscono di un circolo che gli mette a disposizione tutto, ma è complicato fare una categoria del genere soltanto con le idee. Piano piano speriamo di riuscire a migliorare, a fare qualche punto in più, ad essere un po' più cinici sotto porta, perché poi primo tempo sbagliamo 4 gol praticamente a tu per tu, magari uno va in vantaggio, loro sono costretti a scoprirsi e la partita si mette in maniera diversa.